In questa puntata speciale di Viaggiando Viaggiando vogliamo proporvi una serie di eventi in programma in questi giorni che continueranno per tutto il mese di dicembre e gennaio a Padova città. Parleremo della mostra del simbolismo italiano, la mostra del Novecento, in più in finale di puntata una chicca veramente molto interessante che so che voi amici telespettatori avete molto apprezzato nelle settimane scorse, perché è uno speciale appunto da Padova per proporvi degli itinerari turistici magari per i prossimi fine settimana. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Palazzo Zabarella in questi giorni e per le prossime settimane, i prossimi mesi propone una mostra veramente molto bella secondo me, dedicata al simbolismo in Italia. Quindi avete già capito, siamo a Palazzo Zabarella, un luogo meraviglioso per un'esposizione come quella che fra pochi minuti andremo a scoprire. Perché il simbolismo in Italia? Affrontando il tema tra 8 e 900 e affrontando questa ricerca abbiamo affrontato alcuni autori importanti, ricordo Boldini, ricordo Signorini, ricordo Hayes, e anche i movimenti che questi artisti o alcuni di questi artisti hanno cavalcato. È stata l'occasione tempo fa della grandissima mostra che ha avuto successo dei Macchiaioli e ora abbiamo un altro movimento, il simbolismo, che è un movimento che accade a cavallo tra 8 e 900. Presentiamo appunto questo movimento, abbiamo detto a cavallo fra 8 e 900, un movimento, possiamo definirlo un movimento di rottura per quell'epoca? Certo, con il simbolismo inizia le grandi stagioni delle avanguardie. In Francia un poeta fa il manifesto del simbolismo e accende una miccia. Da lì si scatena, non solo per la poesia, non solo per la musica, ma anche per le arti visive, una stagione importante. Tocca molto, ovviamente, tocca un po' la Francia, viene raccolto immediatamente questo messaggio tra Germania e Austria, ma tocca anche molto l'Italia. In Italia quali sono gli artisti più importanti? Nel 1991, alla Triennale di Milano, c'è un grande confronto tra la maternità di Previati e le due madri Segantini. Ecco, sono i primi due artisti che, attraverso la tecnica del divisionismo che viene appunto inventata in questi momenti, perché c'è simbolismo e divisionismo che si sposano, una è i contenuti, l'altra è la tecnica, questo è il momento fondante. Le due opere a confronto hanno un enorme successo e quindi possiamo dire che c'è non una corrente italiana simbolista, ma artisti italiani simbolisti che si confrontano con il resto dell'Europa. Siamo in una sala molto particolare, Presidente, la sala dedicata al sogno. Questa sala fu pensata e voluta da Plinio Romellini e Galileo Chini, in quel momento due tra i maggiori protagonisti del simbolismo italiano, i quali la progettano addirittura 2 anni prima, nel 1905, partendo da uno spunto curioso, visitando il Torcello e vedendo lì quella magnifica abside che tutti conosciamo, quella magnifica chiesa, vogliono riprodurre quell'idea, per portare l'idea del sogno in un'abside ricreata apposta nei giardini della Biennale. Lì convergono una ventina di opere di artisti italiani più opere di artisti stranieri. La fortuna e la curiosità è che a Palazzo Zabarella c'è una sala analoga fatta in forma di abside ed è esattamente qui che abbiamo voluto creare maggiormente quella suggestione voluta da loro. Ecco, non sono esattamente tutte le opere, ma molte di quelle che erano in quel momento in quella sala, e ricordo nuovamente che il 1907 segna il momento culminante del simbolismo per l'Italia. L'ultima sala racconta con confronti tra artisti italiani
Tito, Prediati, Sartorio, ma Klimt, ma von Stuck, un momento speciale. È il 1910 a Venezia, la Biennale, una delle biennali più importanti, che decreterà il successo planetario mondiale di Klimt. Klimt lì avrà una grande sala con 20 opere e diventerà il pittore del Novecento forse più famoso in tutto il mondo. Questa sala racconta uno dei tanti interiorità dell'uomo, l'amore, il rapporto tra uomo e donna. Ma come era rappresentata la donna, specialmente in quest'ultima sala? La donna sovrasta l'uomo, è donna fatale, è donna però che porta anche alla perdizione. È il caso di von Stuck con Eva, con un serpente in agguato appunto con Eva, pronto a colpire, ma è anche il caso di la Giuditta o Salomè, addirittura due miti fusi in un'unica opera che Klimt rappresenta, e la rappresenta in una maniera drammatica. La donna ha una sua forza e una sua violenza, la vediamo soprattutto nel volto e nelle mani, con delle dita che sembrano artigli, pronti a colpire, pronti a ferire. Voglio ricordarvi che per avere qualsiasi informazione basta cliccare su qualsiasi computer www.palazzozabarella.it. Padova è sempre stata riconosciuta come una delle città universitarie per eccellenza. Noi qualche tempo fa abbiamo visitato per voi il Bo. That there's just too little what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Padova, una delle sedi universitarie più importanti e più antiche d'Italia. Pensate, risale al 1222, quando un gruppo di studenti si staccano da quella che è stata la prima università italiana, l'Università di Bologna, e fondano appunto l'Università di Padova. Qui a fianco la nostra guida turistica che ci accompagna alla scoperta di questa bellissima città, Caterina Toso, al quale chiedo subito come mai questo palazzo si chiama Palazzo del Bo. Questo naturalmente è il palazzo che ospita la sede storica e la sede dove escono tutti gli studenti che si laureano. Sì, allora intanto precisiamo che questo piccolo esodo di studenti che da Bologna giungono a Padova nel lontano 1222 è costituito da un gruppetto di studenti di giurisprudenza, quindi la prima facoltà che si crea in questa città è la facoltà di legge, alla quale poi successivamente già nel corso del 1300 seguirà quella di libere arti. Questo palazzo inizialmente chiaramente non esisteva e gli studenti nel primo tempo si riunivano in determinati palazzi di diverso tipo, e solamente alla fine del 1400 verrà ufficialmente creato questo tipo di edificio. A partire dalla fine del 400 per tutto il 1500 quindi verrà a svolgersi il lavoro abbastanza intenso di realizzazione di questo cortile, tra l'altro anche antico, che osserviamo, realizzato dal proto Andrea Moroni. E questo nome, Hospitium Bovis, dobbiamo precisare, era l'antico nome di una preesistente locanda, la quale lascia, come dire, il posto all'edificio ufficiale voluto poi dalla Serenissima appunto alla fine del 400, e quindi lascerà in eredità anche il nome. Quindi l'antica locanda Hospitium Bovis, che dava ospitalità un pochino agli studenti ma anche agli stranieri che giungevano in città, sarà proprio questo a dare il nome al palazzo dove ci troviamo poi noi ora. Un palazzo storico dove vogliamo ricordare, anche se naturalmente l'Università di Padova ospita varie sedi qui a Padova e nella provincia di Padova, e tutti gli studenti che si laureano escono proprio da questo palazzo ancora oggi. Sì, molte lauree hanno luogo qui, infatti chi passeggia per la città in alcuni giorni trova le feste abbastanza goliardiche che vengono fatte dagli studenti e dagli amici a chi si laurea. E quindi molte lauree vengono organizzate, tant'è che questo palazzo è sì visitabile, ma non è un monumento, è ancora oggi la sede della facoltà di giurisprudenza, con sale prestigiose, sale molto antiche, utilizzate sia per conferenze, per convegni, che per appunto le lauree
di alcune facoltà. Hai parlato di goliardia, un fenomeno che qui a Padova è ancora molto presente. Sì, è un fenomeno caratteristico e proprio questa particolare festa che ha luogo quando lo studente, il proprio amico o la propria amica si è laureata, ha proprio come dire, dei passaggi ben precisi. Lo studente, dopo essersi laureato nella sala di fronte quindi alla commissione esaminatrice, scende giù in questo cortile e si deve sottoporre a dei precisi rituali, potremmo proprio definire così. È un rito di passaggio da quello che è stata la vita di studente a quella che poi sarà la vita il tuffo, ecco, nel mondo poi del lavoro e di uno studio che comunque non termina mai poi nel corso della vita. E quindi c'è proprio la tradizione di dare una corona d'alloro, questo da parte della famiglia del neolaureato, e poi una serie di prove, tipo quella del passaggio sotto la galleria creata dalle braccia dei propri amici, i quali giustamente danno un po' un saluto abbastanza fortemente con le proprie mani, e poi fuori invece proprio dell'edificio questo la consegna del famoso papiro di laurea, che è semplicemente un poster con disegni, con la storia dello stesso studente, abbastanza resa simpatica dalla fantasia dei propri amici. Ci tenevo a ricordare una cosa: mentre Padova è stata la seconda città in Italia dove è stata la seconda università, però c'è un primato, la prima donna laureata italiana. Sì, la prima donna che si laureò nel mondo, una nobildonna veneziana, il suo nome era Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, e si laureò nel 1678 in filosofia. Apparteneva ad una nobile famiglia veneziana e la sua statua è anche conservata all'interno, il suo ricordo all'interno di questo storico palazzo. E sicuramente è un elemento da non trascurare quando si viene a visitare l'edificio. Per noi è arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, vi aspetto tra pochissimo, sempre a Padova. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Voglio ricordarvi che questa è una puntata un po' particolare, stiamo ripercorrendo le ultime settimane di Viaggiando Viaggiando in provincia di Padova, facendo un po' un riassunto su tutti quelli che sono gli avvenimenti e gli eventi più importanti. In questi giorni c'è una mostra sul Novecento veramente bellissima. Il Novecento privato, questo è il titolo di questa mostra in atto in questi giorni, ma che continuerà naturalmente anche nelle prossime settimane, proprio in centro a Padova, in via Altinate, nel centro culturale San Gaetano. Ho il piacere per proporvi a tutti quanti voi questa esposizione, di avere proprio la curatrice assieme a me, la dottoressa Virginia Baradel, che è appunto la curatrice di questo Novecento privato. Cosa avete voluto rappresentare in questa esposizione? Sì, il titolo completo è Novecento italiano, con vista su Padova. Rappresenta l'arte della prima metà del secolo attraverso grandi artisti, da Boccioni a Sironi, a Funi, a Campigli, che non solo sono stati il meglio dell'arte italiana del Novecento, ma per qualche ragione hanno a che vedere con Padova. Con le opere di Ubaldo Oppi cambiamo completamente tratto ed entriamo in una nuova sala. Sì, abbiamo appena lasciato la sala del grande rinnovamento dei primi del Novecento, non solo con Boccioni, Casorati e Ugo Valeri, ma anche con la grande stagione del rinnovamento veneziano, con gli artisti giovani ospitati a Capesaro che rinnovano completamente il linguaggio veneziano, e guardando la secessione di Monaco e la secessione di Vienna, come appunto Volferrari, Moggiolli, Gino Rossi. Abbiamo dei Gino Rossi molto importanti. E poi però cosa succede? Succede che c'è la guerra ed è veramente un dramma spaventoso, alla quale poi alla guerra partecipano molti artisti e quindi hanno vissuto di persona il dramma, la tragedia della guerra, per cui è come se di colpo cessassero le sperimentazioni, gli artisti non hanno più voglia di invenzioni, di trasgressioni, e rientrano invece in
in una dimensione più misurata, e infatti è il famoso ritorno all'ordine. Dal 19 in poi noi assistiamo a un fenomeno di ritorno al classicismo, alla figurazione, a un senso dell'equilibrio, e quindi a partire appunto dal 19 per tutti gli anni 20 e 30 noi avremo la stagione del Novecento, cosiddetto Novecento. Il primo gruppo è inventato da Margherita Sarfatti, l'amante del Duce, grande e fine intellettuale, critico d'arte, che riunisce intorno a sé alcuni artisti, tra cui appunto Oppi, che abbiamo alle nostre spalle, ma anche il grande Sironi, Funi, Marussig, e incomincia a immaginare un movimento artistico basato sulla classicità, sulla romanità, su questo senso etico dell'ordine e della misura, e quindi di una bellezza classica, che avrebbe dovuto sposare la modernità e accompagnare l'ascesa del fascismo, rappresentarne un po' gli ideali. E quindi a partire dagli anni 20 si forma questo gruppo, che sarà prima Novecento, poi Novecento italiano, e che raccoglierà tutti gli artisti che riproporranno la figurazione. Bisognerebbe stare ore e ore, però purtroppo i tempi televisivi sono sempre molto ristretti. Diamo alcune coordinate ai nostri telespettatori per quanto riguarda questa mostra, quando è aperta, fino a quanto è la durata. Dura sino all'8 gennaio, è aperta dalle 10 della mattina alle 7 di sera, escluso il lunedì. Ha un biglietto dal costo piuttosto basso, sono 4 euro, più se poi uno ha degli sconti particolari, delle tessere, 2 euro, perché la volontà è proprio quella di offrire al visitatore un piccolo compendio di storia dell'arte del Novecento, fortemente collegato alla città di Padova, con delle spieghe didattiche molto abbondanti, e quindi è proprio in fondo una specie di servizio anche che si offre al visitatore per la conoscenza dell'arte più importante della prima metà del Novecento. Voglio ricordare che ci troviamo proprio nella centralissima Padova, nel centro culturale San Gaetano. La location dove ci troviamo in questo momento è Palazzo della Ragione, il primo piano di Palazzo della Ragione, proprio in centro a Padova. Noi però nelle settimane scorse abbiamo scoperto e per la prima volta siamo andati a visitare i sotterranei. E per finire questa puntata di Viaggiando, una chicca, una cosa abbastanza inedita. Pensate, questo è un percorso conosciuto poco anche dai padovani. Pochi istanti fa eravamo all'interno del Palazzo della Ragione, adesso ci troviamo sotto il Palazzo della Ragione con Antonella Nanni dell'associazione Arcadia, per parlare di un sito archeologico visitabile alcuni giorni alla settimana. Dopo magari vi daremo tutte le coordinate. Ma cosa possiamo ammirare in questo sito archeologico? Dunque sì, questo è un percorso che è sviluppato proprio sotto le fondamenta del Palazzo della Ragione. Sono degli scavi archeologici che sono stati effettuati negli anni 90. La sovrintendenza ha dato il via a questa ricerca archeologica che è legata al fatto che in quell'occasione il Comune di Padova ha voluto mettere in sicurezza gli impianti di servizi delle botteghe, quindi è stata un'occasione per trovare la storia precedente il palazzo. E quindi cosa si trova? Si trovano tutte le strutture che in occasione della costruzione del Palazzo della Ragione nel 1218 sono state demolite e quindi poi ricoperte di terra per poi fare le fondamenta che appunto sono sviluppate intorno al palazzo e in maniera anche trasversale al palazzo stesso. Quindi tutte queste strutture che noi abbiamo nel percorso sono precedenti il 1218. In particolare ci sono visibili le fondamenta di 3 case torri, che erano l'edilizia abitativa in assoluto più ricca del periodo, un edificio comunale, quindi un edificio pubblico piuttosto consistente, che probabilmente era l'antico palazzo comunale, l'antico Palazzo della Ragione, e poi sviluppando sempre il percorso si ha la possibilità di vedere il cosiddetto cantinone, che è un edificio ancora più in profondità, che probabilmente era un'antica prigione, e adiacente
esiste adesso un pozzo, che erano praticamente due strutture contemporanee che hanno vissuto insieme. Per ultima, la cosa più interessante a livello proprio archeologico, perché appunto noi siamo archeologi, ci occupiamo delle visite all'interno di questo percorso, una domus romana tra il I e il II secolo d.C., nella quale è possibile vedere una parte di un pavimento musivo, di un mosaico, ma facente parte di una struttura, di un'abitazione molto più vasta che è stata messa in luce solamente in parte. Quindi è un percorso che va diciamo a ritroso nel tempo fino appunto al periodo romano. Come abbiamo detto prima, diamo qualche coordinata ai nostri telespettatori, perché come dicevamo anche i padovani non sanno che c'è questo gioiello proprio nel cuore di Padova. Quando si possono venire a visitare quando si può venire a visitare questo sito archeologico? Certo, allora questo sito è visitabile il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18, ogni ora parte una visita guidata, e il sabato mattina dalle 10 alle 12, anche in questa occasione parte una visita guidata ogni ora, su prenotazione, perché noi dobbiamo avere un gruppo per poter fare la visita guidata, perché all'interno di questa struttura bisogna entrare con un gruppo limitato, guidato da noi archeologi, perché senza un supporto di guida è un po' difficile capire la complessità della storia padovana. In più noi abbiamo la possibilità di far entrare le scolaresche, quindi tutte le mattine su prenotazione, e anche gruppi che eventualmente non possono il martedì, il giovedì, il sabato o il sabato mattina, e quindi eventualmente su richiesta possiamo aprire anche in altri momenti. Quindi bisogna telefonare alla nostra associazione oppure entrare nel sito della nostra associazione che si chiama appunto Arcadia, e quindi avere la possibilità di prenotare direttamente. Vogliamo ricordare il sito appunto? Certo, il sito è www.arcadia-web.it, oppure il telefono è 049 836 4363. The game is getting harder, the strain is getting stronger, and I can only face the fight when you lay your hand. What you say, what you feel. Oh yeah, Put your hand to the wheel. 'cause it's the only thing I have that still makes sense. Oh baby, when I'm falling down, give me love and affection, keep telling me, show me the way. Oh, if you see me falling down, lift me up from the shadows, will you take me away to a better place? When I'm in my darkest hour. E anche per oggi siamo arrivati alle battute finali di questo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. A chiusura di questa puntata e di questo periodo di soggiorno in questa provincia, permettetemi di ringraziare Turismo Padova Termiogane per l'ospitalità e naturalmente anche per aver organizzato con noi queste puntate dedicate appunto a Padova e provincia. In chiusura voglio ringraziare anche tutti quanti voi che ci seguite tramite Telechiara su YouTube, ma in particolar modo voglio ringraziarvi per Facebook. Sapete, noi da qualche settimana abbiamo questa nuova pagina di Facebook, che siete in tantissimi che avete cliccato e che avete cliccato mi piace, in modo tale da avere sempre delle informazioni, così dei suggerimenti oltre alle gallerie e la possibilità di rivedere le puntate già andate in onda. Grazie veramente di cuore, perché per noi questo è un modo per avere un dialogo con voi diretto tutti i giorni. L'appuntamento con noi, come di consueto, fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.